Leggeri segnali di miglioramento, o perlomeno di non peggioramento, nelle condizioni dei 4 feriti ricoverati tra gli ospedali di Treviso e Padova, dopo essere rimasti intossicati dalle esalazioni della cisterna di catrame liquido all'interno dell'azienda di Galliera Veneta, Alta Padovana. Le condizioni dell'operaio al Cafoncello di Treviso sono in miglioramento. L'uomo è sempre ricoverato in terapia intensiva, ma a breve dovrebbe essere trasferito in un reparto di degenza. Dei 3 ricoverati a Padova, invece, 2 sono sempre in terapia intensiva e le loro condizioni sono molto gravi ma stabili. Per loro occorre attendere, sperando di avere segnali di ripresa. Il terzo uomo invece è in osservazione. Per lui i medici sono molto più ottimisti e si prevede una guarigione più veloce. Intanto proseguono le indagini, la procura ha aperto un fascicolo e gli accertamenti riguardano naturalmente il rispetto delle norme di sicurezza e del corretto utilizzo dei sistemi individuali di protezione dagli infortuni di questo tipo.